Il deputato regionale della Lega Prima l'Italia, Carmelo Pullara, sollecita una verifica dell'attività dei direttori generali e dei commissari delle aziende sanitarie. Gaetano Ravanà. Molti mi chiedono quando sarà A possibile soli 5 mesi dalla scadenza elettorale, casualmente subito dopo l'approvazione della norma cosiddetta blocca nomine, l'assessore Razza decide di dare avvio alla verifica dei risultati raggiunti dai commissari direttori generali delle aziende sanitarie. E il commento dell'onorevole di Prima l'Italia, l'Agrigentino, Carmelo Pullara, che è presidente della Commissione Speciale di Verifica e Monitoraggio delle Leggi, nonché vicepresidente della Commissione Sanità. La verifica, spiega Pullara, doveva essere fatta come atto di nomina al trascorrere dei 18 mesi dal conferimento dell'incarico. Fatto questo ribadito in una risoluzione della Commissione Sanità datata 26 maggio 2021, cioè un anno fa, che impegnava il governo a volere celermente avviare il monitoraggio dell'operato di tutti i direttori generali, sanitari e amministrativi, nonché dei commissari straordinari con almeno 6 mesi di attività di gestione delle aziende del sistema sanitario, sottoponendo i criteri di valutazione e i relativi esiti a questa commissione nel più breve tempo possibile e non oltre il 30 giugno del 2021. L'attività oggi posta in essere, conclude Pullara, lascia non poche perplessità, anche a fronte delle imminenti scadenze elettorali, non solo regionali ma anche amministrative. Ricordo infatti che il 12 giugno si andrà al voto in 2 su 3 città metropolitane della Sicilia, cioè Palermo e Messina, dove esistono 7 delle 17 aziende sanitarie, oltre all'Irkis Bonino Puleio. Riteniamo quantomeno discutibile tale modus operandi ai siciliani e ai posteri lauda sentenza. Perplesso e indispettito.